La città di Vittorio Veneto innanzitutto, Esatto. di cui Serravalle è uno dei due centri Sì, storici. qua sotto, perché è quella che aveva tutte le traversine prima perse. Quello dietro ha fatto un passo ancora più avanti e ha sposato l'alluminio anodizzato, il criminale del XX secolo. Quella casa di Drio sembra che gli sia successo caduta dentro una bomba che l'ha fatta bruciare, sono volati tutti via i vetri e adesso vedo i vetri pieni. Allora, le sovrintendenze sono abbastanza ancora arcaiche, pensano che l'umanità sia fatta di sassi e che l'architettura siano solo dei fenomeni in un qualche modo urbanistici. Non si ricordano che poi l'architettura invece è fatta di finiture, di decorazioni, e quella casa è bella perché c'ha il suo portone ancora. E addirittura è abbastanza poetico il fatto che gli infissi siano un po' rovinati, però mi spiace che non abbia più i vetri. E quella lì sopra, sti vetri qua sono tremendi. Noi siamo eredi di un patrimonio storico formidabile. Eravamo 100 anni fa qui soprattutto, eravamo molto più belli di oggi e purtroppo molto più poveri di oggi. Adesso per fortuna siamo diventati agiati, ma abbiamo cominciato a smettere di essere belli. La vera scommessa del futuro è vedere se si può riuscire ad essere ancora, a tornare ad essere più belli rimanendo agiati. Quanti abitanti avete detto? 25.000? 30.000? Sì, 30.000. O è un incrocio stradale di Shanghai? A Shanghai in un incrocio stradale ci stanno 50.000 persone, quindi questo è metà di un incrocio stradale di Shanghai, eppure ha un'identità, è una città e ha una storia e come tale può avere un destino. Che tipo di restauro e di riutilizzo possiamo immaginare per l'Italia futura? Prima domanda. Seconda domanda. Che tipo di rivoluzione estetica possiamo proporre, visto che farla su una città grande è impossibile? Allora, diventa interessante inventare i laboratori. Non siamo del tutto contrari ai restauri, è ben fatto, ha rispettato molto le finestre ottocentesche che ha tenuto, perché non sono antiche ma sono almeno ottocentesche, e questo bianco è fatto così bene che nel giro di 5-6 anni prenderà il suo sapore, perché non bisogna essere totalmente contrari ai restauri. Anche quel restauro lì è fatto con garbo e attenzione, quello di fronte, perché lentamente prenderà la sua patina. È ovvio che la camicia stirata all'inizio è stirata, no? Però se è troppo stirata non è troppo stirata, cioè sembra quella di Totò, no? Il falso fa parte della nostra cultura. Abbiamo avuto nella storia dei ministri dei beni culturali solo uno che sapeva cos'erano i beni culturali prima di diventare ministro. Adesso dirige i Musei Vaticani, che è Antonio Paolucci. Altri invece erano anche persone così motivate, ma che capivano di che cosa si trattava, come nel loro ministero, quando se ne andavano. Allora, per capire che cos'è la mutazione della nostra sensibilità nei confronti del restauro, quando abbiamo visto le finestre di una volta che le avevano la spartizione, adesso sembrano dei busi aperti, le pareti ridipinte un po' come fossero fatte ieri mattina. E quello che mi colpisce molto, perché lo diceva questo genio che era Carlo Scarpa, un pavimento si guarda col piede, è il piede che guarda il pavimento. Se voi avete fatto questa salita, che è fatta da Rizzata, si dice a Rizzata in Lombardia, non so come si chiama, acciottolato, termine volgare però, è molto più carino la Rizzata, ma che è fatto in acciottolato di fiume. Voi sentire, i vostri piedi vi racconteranno talvolta che l'acciottolato è autentico e talvolta che è stato rifatto dalle precedenti amministrazioni. Là dove è autentico è posato nella terra, lì è cresciuta l'erba, un po' di erbetta intorno, e il sasso lentamente si è messo a dormire in una posizione corretta, offrendo la schiena ad un passo morbido. Là dove è stato messo invece di taglio nel cemento, quindi non ha più seguito il linguaggio tecnico di prima, camminate su una grattugia da formaggio di grana, no? Allora, questa distinzione non ha bisogno di grandi teorie, è il piede che la spiega, però sono distinzioni che sono fondamentali